Villa Manin di Passariano ha ospitato la seconda edizione di Laboratorio Sanità 2030, Intelligenza Artificiale, evento promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Villa Manin si conferma così una preziosa fucina di riflessione e confronto sulle sfide e le opportunità dell'innovazione tecnologica, accogliendo nuovamente esperti, istituzioni e realtà del settore sanitario per progettare insieme il futuro della sanità digitale. L'occasione per presentare ufficialmente il manifesto sull'intelligenza artificiale in sanità, documento che promuove un utilizzo etico, responsabile e collaborativo dell'intelligenza artificiale in questo specifico settore con l'obiettivo di contribuire a realizzare un sistema sanitario resiliente, sostenibile, equo, centrato sulla persona. Partner dell'iniziativa è NCL SpA, società di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in-house della Regione Friuli Venezia Giulia, che da sempre accompagna e sostiene lo sviluppo digitale del territorio. Sì, è l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare la risposta alla salute. Noi in questi anni abbiamo visto che il sistema sanitario ha delle eccellenze ma anche delle criticità da affrontare, delle sfide da dover affrontare. Penso in particolar modo a tutta la parte di medicina di territorio che dobbiamo rinforzare. Penso all'utilizzo delle nuove tecnologie, per esempio, per dare risposte magari a persone che stanno nelle aree interne e possono avere un monitoraggio costante della loro qualità di vita, in particolar modo, e della loro salute, in particolar modo per quanto riguarda tutte le cronicità, ma non solo. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per fare medicina predittiva, quindi anticipare l'insorgere della patologia e anche in questo caso migliorare drasticamente la qualità della vita e rischiare invece che non si sviluppi una patologia e quindi un'acusia. Certo.